c'è Carrarese. Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, l'ospite l'avete visto, è l'assessore alla cultura del comune di Padova Andrea Colasio, che oggi è venuto a raccontarci, Look Picta praticamente l'abbiamo messo il titolo come i raggi X, ci racconta gli 8 siti uno per uno in maniera davvero maniacale, in maniera straordinaria. Abbiamo visto la cappella di Scrovegni, allora assessore Colasio andiamo a vedere la chiesa degli Eremitani. Cosa ci racconta? Beh, la chiesa degli Eremitani è una chiesa particolarissima. Pensatevi che già nel 3 e nel 400 venivano a visitarla perché era una Wunderkammer, era una camera delle meraviglie. Era la chiesa più affrescata dell'intero Trecento italiano. Lì hanno lavorato Guariento, il giovane Guariento, poi ci tornò da più maturo negli anni 60 del Trecento, ci lavorò Giusto de Menabuoi e ci lavorò anche il grande Altichiero. Purtroppo ci aveva lavorato anche, diciamo che avevano lavorato quasi fianco a fianco per certi aspetti. Ahimè, la bomba che distrusse la cappella Ovetari ha distrutto non solo il grande capolavoro di Mantegna, ma anche la cappella Dotti e conseguentemente il capolavoro di Altichiero e tutta una parete dell'abside, eccola qui, bellissima. Questo è quel poco che resta. Purtroppo ci resta poco, ci resta questa parete affrescata, la parete sinistra, dove qui vediamo come Altichiero, non Altichiero purtroppo l'abbiamo perduto, come il grande Guariento stia dialogando in modo serrato con Giotto. Sono passati poco più di 50 anni, 55, 60 anni da quando Giotto ha finito la cappella e qui vedete come Guariento, che tra l'altro è un padovano, nasce a Pieve di Sacco, si forma alla scuola dei Giotteschi, dei Riminesi, apprende la lezione giottesca, ma guardatelo bene, sviluppa e affina l'illusionismo architettonico che in un certo qual modo in Giotto è ancora primordiale. La cosa affascinante è che qui proprio dialoga con Giotto, perché all'interno della cappella degli Scrovegni Giotto realizza per la prima volta nella storia uno spazio vuoto. Sono i due famosi coretti che rappresentano uno spazio che avrebbe dovuto esserci ma non ci fu. Ecco, e Giotto per la prima volta rappresenta il tempo atmosferico. Qui anche il buon Guariento realizza dei coretti e sono degli spazi vuoti che sono chiaramente un dialogo con Giotto. Sulla base, quella che viene chiamata dagli studiosi il dado, il Guariento rappresenta le 7 età dell'uomo e i pianeti noti. Vedete il Sole, la personificazione del Sole e della Luna. Quello che è affascinante è che in questo momento Guariento sta dialogando con Giotto, ma non il Giotto che noi conosciamo della cappella degli Scrovegni, ma il Giotto a noi sconosciuto. Perché giustamente, come ricordava il servizio di apertura, Giotto, quasi in contemporanea alla cappella, lavorò non a caso anche per il comune di Padova, che gli diede l'incarico non di affrescare, ma di dipingere che cosa? Delle costellazioni zodiacali, i pianeti e migliaia di stelle che, ce lo racconta un magistrato che nel 1340 lavorava lì come giudice in cappella all'interno del Palazzo della Ragione, ci dice che Giotto dipinse in H copertura, dove? Nel controsoffitto. Voi dovete immaginare che il Palazzo della Ragione aveva un controsoffitto ligneo e lì Giotto dipinse le 12 costellazioni. Ecco, la parete bassa di Guariento è un dialogo serrato con il Giotto che purtroppo abbiamo perduto con l'incendio del 1420. La narrazione, che va anche detto una cosa curiosa, dentro la cappella, dentro la chiesa degli Eremitani ci sono 3-4 curiosità, vado via velocemente. La prima, appena entrate avete a destra e a sinistra le tombe dei Carraresi. Non erano lì, erano in un'altra chiesa padovana, la più bella, che si chiamava la chiesa di Sant'Agostino, che malauguratamente gli austriaci hanno distrutto nel 1817. Oggi c'era la caserma Piave fino a ieri, da domani ci sarà l'università. Quelle tombe stavano per essere trasformate in materiale edilizio. Un professore universitario, insegnava anatomia, si chiamava Floriano Caldani, fece una battaglia perché fossero salvate e portate là dove oggi sono. Ed è bello perché una di quelle tombe è quella di Jacopo II, che è il padre di Francesco il Vecchio, ha dei versi
versi in rima che sono del Petrarca, che era un suo carissimo amico, e dice: è uno spazio troppo piccolo, il suo sepolcro, per un uomo così grande amato dai padovani. È un grandissimo omaggio che Petrarca fa a Jacopo II e alla signoria carrarese. All'interno dell'abside poi ci sono degli affreschi che in realtà non sono lì originariamente, erano anche questi all'interno della stupenda chiesa di Sant'Agostino. Cosa rappresenta l'apparato iconografico che stiamo vedendo? Beh, in quegli anni gli eremitani erano un ordine, erano a rischio di soppressione. Loro cosa fecero? Fecero raffigurare dal grande Guariento il momento in cui Sant'Agostino gli dà la regola. Cioè, come dire, noi non siamo un ordine minore, siamo eremitani, agostiniani, è il grande Sant'Agostino, lì vedete Sant'Agostino da giovane, la sua spogliazione, la sua conversione e il momento topico purtroppo perduto in cui lui consegna la regola. Come dire, è una sorta di politica autocelebrativa, come aveva fatto Scrovegni, solo che Scrovegni aveva intenzioni molto laiche. Gli eremitani hanno una politica autocelebrativa che è una chiara politica del sacro. Bene, abbiamo visto, è affascinante ascoltarlo, che davvero. Io ho messo il timer, come ha detto, dunque io quando sento il timer devo interrompere. E andiamo, aveva già iniziato dopo i filmati di presentazione, appunto quando c'è stato il lancio della candidatura, a parlare praticamente della Reggia Carrarese, che lei ci tiene poi tra l'altro moltissimo alla Reggia Carrarese. Allora iniziamo ad andare a raccontare anche questo sito. Sì, la Reggia Carrarese, pensatevi che pochi sanno che in realtà l'idea di fare una reggia non fu dei carraresi, ma fu degli scaligeri. Quando i veronesi, tra il 1328 e il 1337, occupano per un decennio Padova sostanzialmente, cosa succede? Succede che loro, come già avevano fatto a Verona, iniziano a costruire una reggia. Pochi anni dopo i veronesi, grazie all'aiuto di Verona, di Venezia, vengono cacciati da Padova e i carraresi giustamente costruiscono questa reggia. È una gigantesca struttura, voi avete presente Piazza Capitaniato, ecco, quella era la piazza d'armi, tutti i palazzi attorno, c'era il palazzo di Levante, il palazzo di Ponente, è una gigantesca struttura che era una piccola Versailles, era il modo con cui la signoria carrarese si autocelebrava. Gli affreschi che stiamo vedendo sono particolarmente emblematici, quelli che vediamo sono tratti dal Vecchio Testamento. E qual è il loro? Ecco, quella è bellissima, quella è Giuditta che taglia la testa di Oloferne. Guardate, da un punto di vista, qui siamo Guariento, che in questo momento è il principale pittore di corte, siamo nel 1354, vedete Adamo ed Eva, Giuditta Oloferne, il giudizio del re Salomone, sono tutti episodi tratti, Davide e Golia, tratti dall'Antico Testamento. Perché? Qual è il loro significato? Beh, molti studiosi ritengono che in realtà fossero un modo con cui, voi sapete che nel 1354 arriva a Padova l'imperatore Enrico IV, che avrebbe nominato Francesco il Vecchio vicario imperiale, gli avrebbe dato un grandissimo riconoscimento. Ecco, nell'attesa della venuta viene realizzato questo ciclo di affreschi. Dov'è? Oggi si chiama Accademia Galileiana, ma all'epoca era un piccolo spazio, era una cappella devozionale privata, cioè ci andavano a pregare la moglie di Francesco il Vecchio, fino a Buzzacarini, ci andava a pregare la signoria, cioè i membri della corte carrarese, quindi era un luogo privato, non aperto al pubblico, però era stato realizzato e pensato in previsione della discesa a Padova dell'imperatore. E qual è il sistema narrativo? Praticamente viene raccontato che la signoria carrarese, è il significato nascosto e un po' simbolico, nel governare la città di Padova, nel dare il buon governo, si ispirava ai grandi precedenti storici che sono raccontati nell'Antico Testamento. Quindi se il re Salomone era un bravo giudice, anche i carraresi erano dei bravi giudici. Se
per esempio Davide sconfigge Golia, anche i padovani con la loro forza, la loro intelligenza erano riusciti a sconfiggere l'esercito scaligero che era molto più potente. Giuditta e Oloferne è un esempio di civismo, cioè come dire, ogni tratto pittorico, ogni storia sequenziata, narrata, crea una connessione tra le doti di buon governo della signoria carrarese e l'Antico Testamento. Come dire, la stessa storia che viene raccontata di Giuseppe, che viene venduto come schiavo dai fratelli, siamo sempre nell'Antico Testamento, in realtà è un percorso che il povero Francesco il Vecchio, che una parte della sua vita la visse in esilio, aveva vissuto. Quindi Francesco il Vecchio sostanzialmente si autocelebra come l'uomo la cui vita, i cui modelli normativi, la cui capacità di governo traggono forza e ispirazione dall'Antico Testamento, ma eccola la parola finale, manca qualcosa che voi qui non potete vedere perché sono al Museo degli Eremitani. Se andate al Museo degli Eremitani nella sala del 300, accanto alla croce di Giotto, andatela a vedere, c'è un altro capolavoro, le tavole del Guariento con le schiere angeliche, altro capolavoro. Queste schiere angeliche sono delle tavole lignee che erano messe tutto attorno, grazie ad una struttura lignea, erano messe attorno in alto nel soffitto della piccola cappella privata. Quindi la signoria carrarese nel governare la città si ispirava ai modelli normativi dell'Antico Testamento e lo faceva in nome e per conto delle presenze divine e angeliche che garantivano, diciamo, che il governo fosse illuminato e teologicamente ben orientato. Senta, assessor Coraggio, la Reggia Carrarese poi fa parte anche di Castello Carrarese. Era collegata. Era collegata. Ecco, questa è una domanda che non poi esce dal ragionamento che stiamo facendo. Lei poi hanno fatto le carceri padovane, no? Sì. E in quel periodo l'hanno un po' appunto i carcerati, quel modo di vivere completamente diverso dai tempi quando è stato costruito, l'hanno rovinato oppure... L'hanno massacrata, diciamo che anche, allora vi spiego bene, la Reggia Carrarese è centrata su Piazza Capitaniato, da lì c'era una stanza da cui quando la città era sotto assedio o c'erano dei conflitti, dei rumori, dicono le cronache del 300, il sovrano e con la sua corte usciva dalla sua stanza, c'era una piccola salita che si chiamava la rampa, saliva e lungo le mura per 200 metri, correva a 7 metri di altezza e arrivava al Castello Carrarese. C'era un ponte elevatoio, scendevano i cavalli, io addirittura ho visto che addirittura per far sì che i cavalli non corressero troppo forte, avevano messo sulle mura dei dissuasori di velocità, quindi c'erano 28, era come un grande acquedotto aereo che univa la Reggia al castello. Quando tu arrivavi al castello veniva abbassato il ponte, il signore entrava, la sua famiglia entrava, il ponte veniva alzato e il castello era inespugnabile. Quindi quando la città era sotto assedio, i signori passavano dalla Reggia al castello. È chiaro che il castello per secoli ha rappresentato il simbolo della signoria carrarese, tanto è vero che i veneziani, quando nel 1405 conquistano Padova, cancellano tutti i simboli del carro, perché Padova era nemica giurata di Venezia, perché nelle guerre si alleava spesso e volentieri con Re Luigi Ludovico d'Ungheria, che era il principale nemico di Venezia a est, quindi Padova è città nemica di Venezia, anche se deve la sua forza e la sua origine militare e politica proprio al rapporto originario con Venezia. È chiaro che quando poi Napoleone, abbiamo fatto un salto, Giorgio, di molti secoli, sì, nel 1805 è a Padova, trasforma lui per primo il castello in maison de force, in carcere. Gli austriaci poi avrebbero continuato, quindi il bellissimo castello carrarese viene dal Danieletti, che è un architetto del tempo, completamente rifatto. Quindi c'è la possibilità che dove è stato rifatto ci fossero delle opere d'arte? Tanto è vero che
noi al Castello Carrarese abbiamo trovato, fu un miracolo, perché noi pensavamo che non ci fossero più, perché sapevamo che dentro un carcere, per motivi igienici, gli affreschi erano stati cancellati. Fortuna vuole che in un lato est, che c'era un'attività amministrativa e non carceraria, gli affreschi li abbiamo trovati, c'è una bellissima sala, la sala del carro. Altro miracolo, nella cella 77 abbiamo trovato degli affreschi bellissimi, miracolosamente scoperti nel 2007, e all'epoca ero parlamentare e mi impegnai per salvare il castello, e la cosa bella di questi affreschi è che hanno il simbolo di chi? Di re Luigi d'Ungheria, che era il grande re d'Ungheria, amico di Padova, e quindi pensatevi i veneziani, quando arrivano dentro al castello vedono il simbolo araldico, che è un cigno con il ferro di cavallo in bocca e una corona in testa con i gigli angioini, cancellano tutto. Dopo 7 secoli questi affreschi sono tornati alla luce. E in tutto questo la specola cosa c'entrava? La specola che noi padovani abbiamo chiamato specola da tante generazioni, in realtà prima non si chiamava specola, perché si chiama specola dal 1777, quando la Serenissima Repubblica fece il Come primo... si chiamava prima? La Torlonga fece il primo osservatorio meteorologico. La specola in realtà sì, ci fanno anche l'osservazione astronomica dopo, ma prima è il primo osservatorio meteorologico, poi osservatorio astronomico, ma prima per secoli era la Torlonga, voluta da Ezzelino da Romano quando conquista Padova per un ventennio e poi inserita dai carraresi nel complesso difensivo del Castello Carrarese. Quindi possiamo chiamarla la Torlonga specola. Diciamo che poteva essere dunque anche un posto per avvisare eventuali nemici. Era un posto da cui si vedeva l'esercito nemico avvicinarsi alla città. Tutto attorno non c'era nulla. Voi immaginatevi questa gigantesca torre di 45 metri dipinta, come sappiamo, a scacchi bianchi e rossi, che sono i colori dei carraresi. Io guardi, mentre l'assessore mi racconta queste cose qui, io immagino anche Padova di quel periodo e mi sono molto arrabbiato con quei sindaci che hanno tolto tutti i vari canali, tutti i vari corsi d'acqua che c'erano. Quella è solo una, è crescente, è sindaco dal 46 al 70, ripeto, un bravo amministratore, ma ecco, senza visione. Cioè, diciamo che lui era convinto in buona fede, ma anche su sollecitazione degli allora commercianti padovani, che far venire le macchine in centro era portare la ricchezza. Hanno distrutto Padova tombinando i canali. Padova era una meravigliosa insula, una città d'acque, e l'abbiamo ahimè distrutta ed è irreversibile, perché Riviera Tito Livio e le altre riviere sono, la toponomastica ricorda che lì un giorno c'era un fiume. Pensatevi che in epoca romana e anche prima tra Porta Altinate e Ponte San Lorenzo, quindi dove c'è la prefettura, venivano fatte le battaglie navali, le grandi naumachie che ricordavano le grandi battaglie che i Patavini avevano fatto contro il principe spartano Cleonimo sconfiggendolo. Era un'antica, Padova era veramente quella cosa lì, era una grande città d'acque e noi purtroppo l'abbiamo trasformata in oggi grazie al 300, grazie al castello. Ecco, ultima annotazione, il castello, non appena finiremo i lavori, lo apriremo al pubblico, sarà candidato, ne ho già parlato con Bernabé e l'ufficio UNESCO del Ministero, lo candideremo ad essere il 9° sito perché è pieno di affreschi del 300. Un sito UNESCO deve essere aperto al pubblico. Quando finiamo i lavori lo apriamo al pubblico, procediamo con la candidatura, con il dossier. E aggiungiamo già gli altri che è il più importante. Poi c'è anche, insomma, c'è a Padova anche altri siti. Sì, ma non trecenteschi. Cioè, diciamo che il castello, cioè, il 300, la candidatura UNESCO vale per ciò che è del XIV secolo, del 300, quindi da Giotto a Jacopo da Verona, che è il 1300. L'orto botanico, per esempio, è stato... ma quello è un sito UNESCO diverso, è un sito UNESCO ambientale e scientifico, quello del 1545, ma noi siamo UNESCO per i cicli affrescati del 1300. Il castello, grazie alle scoperte che abbiamo fatto in questi ultimi anni,
nasconde, un domani lo apriremo al pubblico, dei cicli affrescati stupendi. Ho la pubblicità, poi io non terminerò mai di ringraziare l'assessore Colasio perché sta valorizzando Bartolomei Cristofori, che ovviamente è stato l'inventore del pianoforte, del forte e quindi piano. è stato il primo che mi ha reso felice per valorizzare il pianoforte. L'ho reso felice portando 20 pianoforti in Piazza delle Erbe, è un modo per dire: a Padova abbiamo inventato il pianoforte, e ringrazio il Festival Bartolomeo Cristofori. Io ringrazio lei perché l'ho battagliato con tutti per questa cosa, mi creda. L'abbiamo fatta, negli anni a venire rafforzeremo ancora questa idea di Padova, città patria del pianoforte. Io glielo ho detto a tutti, lei l'ha fatto, quindi la ringrazio. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi.